Non c'è la manutenzione dei marciapiedi. Ci sono i marciapiedi messi parecchio male, sì. Al quartiere San Pio X molti cittadini ci hanno sottolineato lo stato di degrado dei marciapiedi. Abbiamo portato le loro segnalazioni all'assessore competente, Mattia Ierardi. Sui marciapiedi abbiamo ricevuto molte segnalazioni, ma gli stessi tecnici del comune sono usciti a verificare e queste segnalazioni corrispondono a quelle che abbiamo all'interno degli uffici, quindi stiamo pianificando gli interventi successivi. Una grossa tranche l'abbiamo fatta adesso, concentrandoci in prossimità di scuole, centri per anziani, quindi zone con persone con difficoltà motorie. Non solo, anche la manutenzione del verde lascia a desiderare. Non solo quello pubblico, anche le siepi di alcuni privati sono cresciute oltre misura, costringendo i passanti a dover scendere dai marciapiedi. La siepe e tutte queste erbacee che io devo andare a piedi. A costo zero perché è diciamo, a carico dei proprietari le siepi in modo che i marciapiedi siano agibili regolarmente. Sulle parti pubbliche stiamo intervenendo costantemente e qualche volta può succedere che l'erba cresca un po' fuori la misura che richiediamo, però come dimostrato in tantissime zone stiamo intervenendo costantemente per lo sfalcio. Per quanto riguarda le aree private invece lì è competenza del privato intervenire e andare a tagliare, al massimo possiamo ricevere alcune segnalazioni in comune con una fotografia e l'indirizzo preciso, si può comunicarlo al comune segnalando questa problematica, poi ci faremo carico di avvisare il privato sicuramente.